Due musical che andranno in scena proprio nella nostra città e qui abbiamo il piacere davvero sia il regista che gli attori protagonisti dei due musical che sono Buon Natale, Babbo Natale e Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe. Abbiamo il regista Raffaele La Tagliata. Grazie Raffaele. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie davvero. Evito la domanda sul Chievo, va bene? No, sì, non sono preparato. E invece non seguendolo dal 29. Si è perso qualche passaggio. Ecco. Allora, l'11 dicembre al Teatro Salieri e il 17 dicembre al Teatro Stimate andrà in scena questo spettacolo che si chiama Buon Natale, Babbo Natale. E so che Babbo Natale aveva mangiato tante caramelle, no? Tanto da ingrassare e non riuscire più a passare nel camino. Allora, abbiamo la clip che presenta lo spettacolo perché è fatta veramente molto bene ed è giusto magari che i nostri telespettatori capiscano di che spettacolo si tratta. La vigilia di Natale, c'è una festa da preparare, quante ancora le cose da fare. Sono le goloselle, le caramelle più succose, zuccherose e morbidelle. No, c'è una semplice spiegazione. No, è solo Nicola, brutto testone. No, è perfetto, c'è Babbo Natale sul nostro tetto. È solo Nicola, lo spazzacamino. Ti stai sbagliando, caro bambino. Questo è un evento fenomenale. Te lo ripeto, quello non è. Io non sono Babbo Natale. Intanto, grazie Raffaele di averci fatto entrare nel clima natalizio. Un po' d'anticipo. Ma... Sì. Però già ci piace questa scenografia. Sì, come si può vedere dalle immagini, è una favola per bambini, anzi per grandi e piccini, che nasce proprio con l'idea di riunire la famiglia davanti a uno spettacolo teatrale, uno spettacolo natalizio. Come si può vedere dalle immagini, ci sono tutti i personaggi tipici di una favola dedicata appunto al Natale, i folletti e gli elfi di Babbo Natale, e Babbo Natale dovrà affrontare un'avventura particolare, nel senso che c'è qualcuno che vuole rubargli il posto e ha architettato uno stratagemma per toglierlo di mezzo e non consentirgli di portare i regali ai bambini, e inducendolo a mangiare queste caramelle che lo hanno fatto talmente ingrassare da non riuscire più a calarsi nei camini. L'artefice di questo marchingegno così e di questo piano diabolico è il mago Bisesto, invidioso perché lui viene una volta ogni 4 anni come l'anno bisestile, e ogni volta, come dice il proverbio, anno bisesto, anno funesto, in realtà viene accolto dopo 4 anni con grande malumore da parte di tutti, e quindi vuole sostituirsi a Babbo Natale per diventare lui l'idolo dei bambini. Insomma, un pretesto e un gioco per raccontare una favola in cui i grandi e piccini si possano riconoscere, passare un'ora e mezza di allegria e di spensieratezza nella magia dell'atmosfera natalizia. Ecco Raffaele, ricordiamo che questo spettacolo è in tournée in tutta Italia. Sì, questo spettacolo ha debuttato proprio a Verona 2 anni fa, nel Natale 2014. Ha realizzato una decina di repliche con un sold out continuo, tant'è che Fondazione AIDA, che lo ha prodotto, ha deciso di esportarlo in tournée l'anno scorso, e quest'anno continuerà il suo percorso di tournée un po' in tutto il nord Italia, in modo da portare questa favola e questa magia, che è originale nella sua storia, nelle sue musiche, da Verona un po' in tutte le città del nord Italia. Ecco, ricordiamo che c'è da ringraziare anche Pino Costalunga. Certo, che è il protagonista dello spettacolo, che interpreta il ruolo di Babbo Natale, e qui con noi c'è invece Jessica Grossule, che interpreta il ruolo di Chiara e del folletto Ortica.
Jessica, qual è il tuo ruolo? Allora, io come la maggior parte degli attori che sono in questo spettacolo, che è la caratteristica principale, tutti noi abbiamo un doppio ruolo. Innanzitutto il mio è quello della bambina Chiara, la bambina che insieme a suo fratello aiuterà Babbo Natale a ritornare il protagonista della sua festa e che appunto, diciamo, saprà parlare con il mago Bisesto, e anche un folletto, Castagna. Tra i due chiaramente quello un po' più imbranato, però quello spero più simpatico. Complimenti a Jessica Grazie. Grossule e ricordiamo i due appuntamenti, 2 serate, l'11 dicembre al Teatro Salieri e il 17 dicembre al Teatro Stimate. Mi prenoto per 4 biglietti per i miei nipotini, Eh sì, assolutamente. che vanno dai 10 ai 3 anni e mezzo. Ma penso, vero Raffaele, che questo sia uno spettacolo per grandi e piccini. Sì, C'è sì, questo parla un clima. po' il bambino che è in noi, quindi certo. un po' come capita in tutte le favole o comunque quelle che hanno una tematica un po' natalizia, si torna un po' bambini e si recupera un po' la parte più fanciullesca che c'è dentro di noi, e quindi sì, vanno bene i nonni, vanno bene i genitori, vanno bene i bambini. Buon Natale, Babbo Natale, grazie a Raffaele La Tagliata, grazie a Jessica Grossule.